Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Continua il risanamento del lago di Varese. Questa mattina a Villa Recalcati è stato fatto il punto sullo stato di salute delle acque ed è arrivato l'annuncio. Dopo Schiranna e Bodio Lomnago, per la prossima estate saranno balneabili anche le spiagge di Cazzagobrabbia, Viandronno e Gavirate. Sentiamo le parole dell'assessore Raffaele Cattaneo nel servizio di Agenzia Blitz. Tutti gli inquinanti sono sotto controllo, tutti i valori sono al di sotto dei limiti, questa fase è stata messa a regime e procede molto bene. Invece ci sono alcune attività che devono essere ulteriormente sviluppate, sono queste. Primo, la navigazione, dobbiamo disciplinare le regole della navigazione e creare le condizioni perché si possa finalmente sviluppare sul lago una navigazione ecosostenibile, in particolare una navigazione con motori a emissione zero, quindi con motori elettrici. Su questo ci sarà un lavoro della segreteria tecnica che proporrà una disciplina organica che vale per tutto il lago perché oggi ci sono ordinanze dei comuni che disciplinano cose diverse. Secondo, la balneazione. Il lago è ritornato balneabile, però i comuni devono individuare le spiagge pubbliche dove sarà possibile una balneazione sicura con anche l'assistenza dei bagnini. Ci sono 5 aree già individuate a questo scopo, se altri comuni vorranno aggiungerle devono completare una procedura che oggi abbiamo illustrato. Passiamo alla cronaca, momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi nel centro storico di Varese, dove un'anziana che cercava di salire su un autobus è rimasta ferita. Ce ne parla Massimiliano Martini. Ha cercato di salire sul bus che stava ripartendo, ma ha perso l'equilibrio ed è caduta tra il pullman e il marciapiede. Sfortunata protagonista dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi in Corso Moro, a Varese, è una donna di 83 anni, ricoverata all'ospedale Sant'Anna di Como con ferite e frattura a una gamba, conseguenza dell'impatto con l'asfalto e con la scocca dell'autobus di Autolinee Varesine. L'incidente, sulla cui dinamica indaga la polizia locale di Varese, è successo alle 11. Un bus urbano della linea H era appena ripartito dopo la fermata, in direzione Montello, Scuola Europea, quando l'anziana ha tentato di salire nonostante le porte fossero già chiuse. Fortunatamente la signora non è in pericolo di vita, dovrebbe guarire in 40 giorni. E sempre nella mattinata di oggi si sono registrati gravi incidenti stradali anche a Nerviano e in Veruno. In entrambi i casi è dovuto intervenire l'elisoccorso per trasportare i feriti in ospedale. Ma altri 2 incidenti sono avvenuti sull'autostrada dei Laghi che si conferma un incubo per gli automobilisti. Vediamo il servizio di Massimo Rovati. Ennesima mattinata da dimenticare per gli automobilisti che ogni giorno percorrono l'autolaghi. Prima, intorno alle 6, l'incendio che ha distrutto un tir, ma l'autista è riuscito a mettersi in salvo staccando la motrice, in territorio di Origgio. Poi, verso le 10, altri 2 incidenti praticamente contemporanei che hanno letteralmente paralizzato il traffico in direzione nord. Risalendo da Milano a Varese, il primo incidente è avvenuto a poche decine di metri dall'uscita Milano Fiera, dopo il bivio con la 4. 2 le auto e 6 le persone coinvolte, per fortuna se la sarebbero cavata tutte con contusioni e abrasioni. 4 chilometri di coda. Uscire dalla metropoli è stata un'impresa non da poco, uscire dall'autostrada invece un obbligo. Rientrati, pochi chilometri di sollievo prima di incontrare il secondo incidente, tra la barriera di Milano Nord e il bivio a 8 a 9. 2 persone coinvolte, un uomo e una donna, che hanno riportato delle fratture. Risultato finale, chi sia partito dal capoluogo in direzione Varese tra le 11 e le 12 ha impiegato circa 1 ora e mezza a compiere il suo percorso, in luogo dei consueti 35-40 minuti. Cambiamo decisamente pagina. Questa mattina porte aperte all'Università dell'Insubria di Varese per un confronto fra docenti e cittadini su alcuni temi di medicina. Vediamo il servizio di Barbara Zanetti, le immagini sono di Blitz. Abbiamo voluto aprire appunto nella giornata aperta alla popolazione il Dipartimento per quello che riguarda l'attività di ricerca che viene condotta da molti da tutti sostanzialmente i membri del Dipartimento per una ricerca che però poi ha anche dei risvolti sulla sanità pubblica, per cui l'unire quello che facciamo quotidianamente nell'ambito universitario con quello che poi sarà il risvolto immediato della popolazione era una proposta che volevo fare proprio per chiarire a tutti anche quello che viene fatto, tra virgolette, dietro le quinte,
nell'ambito della ricerca in sanità. E quindi abbiamo scelto dei temi sostanzialmente ampi di salute pubblica. Questi sono naturalmente alcuni dei temi che vengono sviluppati nel Dipartimento e sono i primi che proponiamo, perché penso che l'iniziativa possa avere anche un seguito, con la possibilità di aggiornare la cittadinanza, la popolazione e anche le associazioni coinvolte nella cura dei malati rispetto a altre tematiche che si svolgono come ricerca del dipartimentale. Andiamo adesso a Gallarate, dove è stato presentato il bilancio della polizia locale, numeri utili per mettere a fuoco la situazione in città. Tutti i dettagli nel servizio di Annalisa Colombo. Una polizia locale sempre più attenta al territorio e specializzata. Questo è quanto emerge dalla relazione presentata oggi, venerdì 20 gennaio, dal comandante della polizia locale Aurelio Giannini e dall'assessore alla sicurezza Francesca Caruso, in occasione dei festeggiamenti per San Sebastiano, il patrono della polizia locale. Anche quest'anno l'attenzione per quel che riguarda la sicurezza stradale è rimasta alta, si può vedere dai numeri, per esempio le sanzioni sulle revisioni sono aumentate notevolmente. Questo vuol dire che c'è una presenza costante e un'attenzione costante da parte della polizia locale. Ancora abbiamo fatto una nuova campagna per sensibilizzare i genitori all'utilizzo corretto del seggiolino in auto, che purtroppo non sempre viene utilizzato nel modo più opportuno, e questo a discapito della salvaguardia e della sicurezza dei propri bambini. Quello del presidio nei quartieri, un presidio che ha portato dei risultati in termini di ritorno da parte della cittadinanza, che ha colto con molto piacere la presenza fissa della stazione mobile, un ufficio quindi attrezzato che dà proprio la misura della presenza dell'amministrazione sul territorio, quindi non interventi da prima pagina, ma una grande capacità di ascolto del personale. A Legnano, ospite della contrada di San Bernardino, il giornalista sportivo Fabio Caressa ha parlato di come è cambiato il calcio nell'ultimo mezzo secolo. Sentiamo le sue parole nel servizio di Laura Defendi. Beppe Viola, il calcio di Caressa e il calcio del Qatar, è ancora lo stesso sport? No, certamente lo sport è cambiato. Beppe è stato il primo a individuare il fatto che il calcio potesse anche essere fonte di divertimento, nel senso di scrittura, un po' anche di cabaret. È stato il primo a portare delle cose veramente innovative che uscissero proprio dall'ambito puro del giornalismo, perché lui era poi un artista a tutto tondo e quindi sono molto legato al suo ricordo. Mi fa piacere che tu l'abbia nominato. Il calcio del Qatar secondo me è come quello della finale Milan-Inter in Arabia Saudita. Io credo fortemente che il calcio debba essere un business e che può funzionare come business, però non deve dimenticare la sua anima, altrimenti poi succede quello che tutti temiamo, e cioè che i ragazzi che al business sono molto meno interessati si perdano. Passiamo adesso allo sport giocato, tutto pronto per le Final Four di hockey, al via domani alla nuova A5 Ice Arena, che è diventata ormai la casa dei mastini. Vediamo il servizio di Agenzia Blitz. Sì, ci sta, come dici tu, all'inizio è stato quasi uno shock, perché non eravamo più abituati ad avere un palaghiaccio nostro, ad avere così tanta gente che ci seguiva, e probabilmente le prime partite, un po' per mancanza di condizione, un po' per l'effetto palaghiaccio pieno, siamo partiti un po' in sordina. Poi con il passare delle partite secondo me la squadra è cresciuta nettamente e i risultati sono arrivati, e poi vincere aiuta a vincere, quindi tutto è diventato un po' più facile, però adesso testa bassa e domani e dopodomani saranno 2 giorni completamente diversi. Chiudiamo con il calcio, Serie C, domani alle 14.30 la Propatria ospita il Padova, fin qui una delle grandi delusioni del campionato. Sentiamo le parole del tecnico dei Tigrotti, Jorge Vargas. Sinceramente un po' sorpreso di quello che hanno fatto fino adesso loro, perché è una squadra molto forte, costruita per vincere il campionato. Sinceramente è la squadra che ci ha messo più in difficoltà di tutte le partite che noi abbiamo perso in questo periodo. È una squadra che in tutti i ruoli ha doppio
qualità dei giocatori che possono fare molto bene. Hanno cambiato un po' con il nuovo allenatore a giocare in linea dei 4, però è una squadra molto fisica, molto tosta, che è pericolosissima e mi dispiace. Mi aspettavo sicuramente qualcosa di più loro a livello del punteggio, però continua a essere una squadra forte e pericolosa, quindi sapendo che mancano tante partite vorranno fare il risultato anche qua e noi siamo pronti per affrontare una squadra forte come il Padova. Questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani sera alle 19, una buona serata.